qualche minuto perché comunque sono entrato un pochino prima. Mi devo ancora collegare il pad, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ce la prendiamo con calma. Il pad lo accendiamo e siamo pronti. No, non iniziate a farmi suonare il telefono per piacere. Fatemi farmare a persona che dobbiamo andare avanti per piacere. Eccoci qua. Allora, allora, fatemi disattivare il lettore musicale di Google, se no mi fa come le altre volte, mi parte una canzone in sottofondo all'improvviso e io faccio il caccopuzzo. Ok, allora, siamo pronti, possiamo andare. Andiamo di mettere la chat. Allora, mm, ok, il pad anche se l'è preso. Vediamo di farci un po' di farming nel tartaro. Fatto bene, vediamo già anche di raggiungere la zona finale, vediamo quanto più riusciamo a fare. No, ma io volevo ascoltare la colonna sonora, mi stavo alzando la voce. Gioco, sei un mascalzone farabutto. A parte che mi sta a fare la discoteca. Sei un farabutto, gioco, però sappilo. Ci ha intossicato la sigla. Non me ne dimenticherò di questa cosa. Ok, solo un messaggio da rispondere. Ok, perdonatemi, ma solamente le cose che ci distraggono o problemi e quant'altro mica succedono mentre sono offline. No, ero finora qui e non stava succedendo assolutamente niente. Allora, va bene, va bene. Ok, a voi si vede, si sente. Possiamo andare nel tartaro. Chi è che non può andare? Vabbè, c'è di Regis perché è un tantinello rotto al momento. Vabbè, mi ha addirittura accorciato la finestra. Datemi un attimo che... Ok. Mm. Allora, a sto punto qua. Noi dobbiamo fare la super scalata. Allora, iniziamo a raggiungere il 197. Ci mettiamo con molta calma, molta, 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 molta tranquillità. E iniziamo a farmare sia esperienza che materiali che tutto ciò che ci serve nel miglior modo possibile. Ok, partiamo dal livello 69 nostro. Va un po' a scatti in questa zona, scusate, ma nel Tartaro è sempre così. Soprattutto nelle zone qua.
Mica si è attivata qualche impostazione grafica per qualche aggiornamento. No, non ci sono riflessi, qualità ombre basso, purtroppo è proprio la zona che è così. Allora, ragazzi, purtroppo ce la dobbiamo tenere così. Allora, abbiamo sbloccato la nuova area. Ok. Mm. Minchia, che evocazione per le scale. Buonasera a tutti. Ragazzi, mettetevi comodi, dobbiamo farmare nell'ultima zona del Tartaro, quindi se avviate una conversazione e mi date modo di parlare, forse ne usciamo un tantinino meglio perché sarà molto pesante. Perdonate per i lag, ma è proprio il titolo, l'ho ottimizzato al massimo, ma nel Tartaro fa sempre così. Allora, qui abbiamo tutte persone nuove, anzi tutte entità nuove. Allora, tu sei rosso, può darsi sei debole, qualcosa d'oscurità o agli attacchi ghiaccio? Possibile? Un po' di vento che getta i fogli in aria? Assolutamente. Un po' di fuoco così questi fogli prendono fuoco? No. In realtà gli piace il fuoco. Bene, questo già è un dettaglio. Allora, siamo a dicembre, caro Sir Killa, e le auguro la buona sera innanzitutto. Come stai? Siamo a dicembre, moglie ha iniziato ad uscire con noi e si è sbloccata l'ultima zona del Tartaro. Allora, se quello lo assorbe, ecco, vedi? La rossa finalmente siamo riusciti ad uscire con lei. Però anche lì è sorto un problema perché essendo morto il padre, lei sta gestendo la compagnia. Però le stanno combinando un matrimonio combinato con il presidente di un'altra società e diciamo vogliono prenderci la proverbiale polpetta dal piatto. E non penso che permetteremo una cosa del genere. Quindi siamo riusciti già a farla anche salire col social link, eh. Cioè già siamo arrivati al livello 7. No, dico, livello 7. Stiamo uscendo solo con lei. Allora, penso che vedremo anche il design nuovo perché penso cambi essendo l'ultimo blocco. Allora, questi qua posso risparmiare un po' di SP. Poi quando li ribecchiamo, vediamo un pochino come fare. Oh, Francescone, buonasera. Buonasera a tutti. Oggi siamo in 6. Va bene, va bene, va bene. No, è successo ieri. È successo ieri. Te sei al lavoro, Killa, sei a casa. Ah, guarda, siamo campioni nell'amore. Guarda come suona bene. Ah, ok, sei al lavoro, allora ci possiamo fare compagnia a vicenda. Tanto non c'è neanche mano fantasma stasera. Io domani mattina devo scendere presto alle 7 di mattina, quindi penso massimo a mezzanotte stacchiamo. Devo fare il tartaro, quindi ragazzi, vi prego, datemi da parlare. Cioè, io dovrei dire, ragazzi, restate in live. Soprattutto adesso che ne siamo 6, facciamo un bel numero, così mi danno l'affiliazione. L'unico mio pensiero, sai qual è? Ragazzi, vi prego, restate qua, fatemi compagnia perché devo scalare il tartaro e mi rompo i coglioni se qualcuno non mi dà a parlare. Ecco.
Sono uno streamer anomalo, secondo me. Come sta andando, Killa? Ho capito, percepisco un nemico potente tra qualche piano. Mo' stiamo iniziando, per piacere. Non rompiamo un po' il zebedei, eh. Per piacere. Allora. I was hoping the 200th floor would be the end goal. Of course, it's not that easy. Toh. Madonna, se bascatti in questa zona. Madonna mia. I'll be able to scan the enemy soon. Allora. Tavolino blu e rosso. Allora, andiamo a provare un po' di danno da oscurità. Ecco. Cioè vi faccio male. Il problema è che se mi fate voi mezzo colpo. Sì, sì. Ok, mi era venuta la sensazione del vento, per questo l'ho fatto subito a doppio. Va bene. Il mio cervello funziona ancora e ricordo o riesco a identificare le debolezze. Allora, arcani maggiori non ne stanno uscendo proprio. Allora, Maturanda ci sta bene. Ok. Va bene, va bene. Nailed it! Nice Allora, gun, Junpei. se ci desse anche un orologio non sarebbe male. Dude, ain't that a rare set? It's our chance to go first. Allora, voi a sto punto vi ho scoperto prima, però se che avete le vertigini, io ne approfitto e mi risparmio un pochino di SP. Knock one down. Ok, mi sta dispiacendo soltanto che stia andando così a scatti. Prendiamo esperienza a sto punto. Nailed it! Nice gun, Junpei. Allora, andiamo a vedere giù un attimino. C'è un corridoio. Allora, calmo, stai calmo. Stai molto calmo, Doggo. Allora, vediamo un po'. Allora, a sto punto, a te ti dobbiamo utilizzare. Hell yeah! Ok. Allora, concentriamoci. Let's get cracking! Allora, te devi avere tanto male. Il prima possibile soprattutto. Ok, già questa è stata buona. Però non sei debole all'oscurità, essendo tutto bianco. Vabbè, secondo me lui non ha debolezze direttamente. Prenditi una botta grossa. Let's see. Suck on that! Now! Ok, a difesa, ma Junpei ha crittato. Junpei l'abbiamo fatto diventare una macchina assassina, Killa. C'è molta difesa tu. Però il doggo anche critta. Way to go, Kuro-chan. That was a critical. I'll go with not that. Però voglio vedere. This enemy?
No, sei soltanto forte contro gli attacchi fisici, va bene. Lo provo a congelarti. Can't stop Senti, now. Junpei, mi fai un altro critico così lo buttiamo a terra? Esatto, esatto. Junpei-kun? Devo fare solo una cosa. Devo aspettare che si alzi. You dodged the attack. Nice one. Ok, Junpei e Dogo dovete crittare adesso. Let's see. Suck on that. Dobbiamo fargli un assalto e prendere, vaffanculo, la mano arcana. Dogo vai. Dogo. No, Dogo no. Hero. Oh no, this doesn't look good. Mi hai fatto male il Dogo. They're all worn out. Io ti dico solo questo, mi hai fatto male il Dogo. Vabbè, adesso muore. Facile. I'll give 'em hell. Doggo. Doggo però. Pull the trigger. Senti, togliamoci questo da mezzo. Questo fa una mossa, ci ammazza direttamente. No shadow. Lasciamo stare così. Vabbè, la mano arcana ce n'ha data. Ok, iniziamo a prendere queste e possiamo prendere 2 carte. Buono così. Buono così. Oh, hello. Allora. Ok, ci facciamo una curetta rapida. E via. Non male. Manco visto cosa abbiamo preso alla fine. Vabbè, vabbè, tanto comunque dobbiamo salire, scendere, muoverci. Voglio vedere solo quante gemme del crepuscolo ho. Frammenti del crepuscolo 9. Me ne servono 7 per l'orologio. Questo dovrebbe essere un problema, però l'ho preso da dietro e con l'attacco potenziale. Oh no! The enemy looks tough. Io dalla prima volta che ho iniziato a giocare a persona, a lui lo chiamavo Hulk. Al Kogan volevo dire che è Hulk. Scusate. Sto pensando pure il fatto che è robusto. E questo, come ci darà un cazzotto, ci lascerà qualcuno a terra. Ok, di danno te lo prendi. I have to do this. Però devo trovare la tua debolezza. Ottimo. Posto. Ecco. Qualche donzella ha chiamato Killa in camera. Poi dice, ah, è dura lavorare. I'll go with. Senti, a sto punto io vado di vento. Adesso che sei debole. Almeno anche qui sono 2 carte. È stato ottimo trovarla subito. Stiamo avendo sempre la fortuna di trovarla subito. La carta bonus. Let's see. Senti, Junpei, prova. Se lo troviamo per dopo. Nope. Ecco. Vabbè, mi hai fatto male il dog. Ti devo menare. Analysis complete. No, solo al vento, ok. Ok. Dopo se critti. You have a skill that can hit a weakness. Ok, fatemi controllare un attimo questo messaggio. Work out there.
Ok. Ah, si al lavoro. Povero sir. Trattatemi bene il sir. Devo solo capire se non è venuta. No, non è venuto nessun attacco di linea. Ah, ok, tutto a posto. Tutto a posto. Ok, non mi sto trovando con alcune cose. Ma perché fanno così? Oh, Madonna mia, perché? Ragazzi, perdonatemi, concedetemi 2 minuti così mi tolgo sta rottura di coglioni da mezzo. Ok, ok, dai che ce la facciamo. Ok. Ah, che bello. Ok, All right, tutto a next, posto. moving on. A sto punto faccio fuori anche te. Buonasera a chi sta entrando. Si accettano conversazioni di qualunque tipo. Devo scalare il tartaro. Date una mano ad un A little more time. povero adolescente giapponese a fare tutti i piani in modo tranquillo. No, meglio che conservo gli SP per te. Koro-chan, not Ah, aspetta un attimo, questa è nuova. splashing. Ah, ragazzi, allora adesso vi servo subito. Fermi qua, fermi qua, fermi qua. E questo cambia completamente il tutto. Ancora meno SP consumo. Ok, quindi con questo blocco di piani è buono, eh. Attenzione. Allora, una rigenerazione come carta me la prendo subito. Che così la possiamo mettere anche a persona più potenti qualora non ce l'avessero di base, eh. You looked really cool out there, Koro-chan. Anche perché una volta che abbiamo quello e... dai, basta riscendere ai primi piani. Facciamo un paio di combattimenti col nostro PG e ci pulliamo. Riusciamo di nuovo a rifare comunque alcune zone. Allora, voi siete nuovi. Voi siete nuovi. Allora, iniziamo con un po' di oscurità tutti. Ok, tu ti curi con l'oscurità. In this situation, Allora, devo rischiare. Ok, tu ti curi con tutte le magie, vero? it'll take a little more time. No, ti curi con tutto, scusami, io come ti attacco? Ti devo sputare in un occhio, fammi capire. Come cazzo lo attacco a questo? What are we waiting for? What's Mm. next? Let's go! You dodged it! That's our leader! Slashing won't work. Don't bother with swords. Ho capito, e come lo butto giù? Con gli attacchi sinergici. L'unica cosa. Cioè, li posso buttare a terra solo così. Non ho altre alternative in nessun modo. Ottimo. Enemy eliminated. Good Allora, a fight, sto punto capiamo pure loro a che cosa sono So deboli. this is what we're up against. Ottimo. Aspettate solo. Sì, sì, ciucciami un po' di vita, un po' di vita. Prima che ti ammazzo letteralmente, aspetta. Non mi tengo Loki, perché è quello che ci serve da potenziare. Our leader took one out. Ok, ma va benissimo così. You have a skill that can hit a weakness. Toh. Ecco qua, cacciano altre 2 carte per piacere. Fallo male.
Allora, ci prendiamo questa, così riusciamo a prendere 3 carte ogni volta e prendiamo il più possibile. Ottimo, si va da Elisabeth. Preferisco rivoluzione a sto punto. Allora, sì, apri, apri. Orologio. Orologio. È un grandissimo stronzo. Anzi, in totale avrò avuto 4-5 orologi al massimo. Le palle. I'm still setting up. It'll take a little more time. In this situation, Un po' di Garu. Ti piace? Che ne pensi? it didn't work. È bloccato. I'll go with. A sto punto. Un po' di fulmine. Sì, assolutamente. Wind isn't good on this one. You'll have to Danno try da something luce. else. Can't stop me now. Bloccami anche il fuoco. What's going on? Ok, danni da luce. Dovrebbe essere quello. Un attacco fisico. Vabbè, mi sento malissimo. Can't take another hit. Luce e freccia. Ok. Così risparmiamo anche SP. Here we go. Ottimo. Tanto comunque, avendo anche Junpei, abbiamo tutte e 3 le tipologie di attacco fisico, quindi a sto punto andiamo direttamente sempre X e si arraffa tutto. Ok, curami un po'. Ok. Allora. Prendilo. Ok. Ci serve da far fuori tutti. Next time. Looks like you can target a weakness. No. Sorotron knocked one down. Sono 2. Sorotron knocked one down. Ora ci serve quella. I'll go with. Loki. Quella dell'assalto. Quella che ci potenzia il danno degli assalti. Secondo me è la cosa che ci può far un attimino svoltare. Ah. Mi sento a disagio su una cosa, però al momento non ne posso parlare. Appena possibile ve lo dirò, promesso. Però anche questo fa capire che sei fatto del bene alle persone, in qualche modo questo ti torna. Let's do the same. Collana pugni. Collana pugni. Collana pugni. A me mi sa tanto per te. Ah, riduce i danni da lui. Allora, c'è un teletrasporto ma giù. Sorotron found a one-way teleporter to the entrance. Ok, finora sta andando tutto bene. Oh, there's a treasure chest. Allora, iniziamo a prendere il forziere di valore. Anima da masticare, buono. Tutto ciò che ci fa recuperare SP, soprattutto adesso, We got ourselves è Shadow. oro. I'll start
Fai una carezzina a tutti. Naruto knocked one down. L'altra butta qui. Naruto knocked one down. E a sto punto se riesce a buttare giù pure lui. Oh. Ok. Già sti 2-3 piani per farmare vanno benissimo. Prendiamo uno, prendiamo due e prendiamo tre. Limite vedo se c'è qualche persona o se noi iniziamo a prenderli. Soprattutto quelli che ci danno SP per i persona, punti esperienza per i persona. Diciamo che io ne dovrei prendere due. Ok. C'è ancora la zona sotto da esplorare però. Killa e Francesco, ci siete ancora o avete fatto un'apparizione a sorpresa? Qui We've alla already fine. scaled this one. We can hit a weakness with this. Allora, andate. Giù voi due. Koro-chan Poi just toppled passiamo 2 enemies. Okay. alla donzella. All right. Here we go. This is the end. E ci prendiamo tutte e tre. Oh, ma sì. Riflettiamo anche un attacco fisico, perché no? We did it. Sì, salite, fate Let's do tutto. the same thing for Ragazzi, liberate il vostro vero potere arrivato a sto punto. Già ci hanno detto che questo il 31 dicembre o lo uccidiamo oppure viene la fine del mondo. Quindi, visto che dobbiamo affrontare Nyx, prepariamoci al meglio. Oh cazzo. powerful enemies. Va bene, siamo già arrivati a un piccolo checkpoint. Allora, scendiamo giù. Quindi già 197, 203, già è un'ottima zona di farming per noi. Allora, Good day. dammi il premio perché ti ho fatto salire Loki al 65. Wonderful. Masakado. I'm looking forward to. Il guardiano di Tokyo. Minchia. Mando alcune foto al dottor Mano Fantasma che non c'è stasera e mi ha detto se è qualcosa tienimi aggiornato se si sblocca qualcosa. No, poi domani giustamente mi rompere i coglioni. Allora. Torre Masakado. Ok. Quindi giustamente ce l'ha sbloccato e ce l'abbiamo come missione. E dobbiamo farlo con carica. All means. Modello Nil bianco. E questi sono gli elementi definitivi. Questa la Do you dobbiamo see trovare. anything achievable? Automaraku. Ok, questo è da ricordare. Ok, questo vabbè, tanto lo sblocchiamo direttamente dopo. Allora, io direi Very well. salviamo. Andiamo un po' nel magico laboratorio di Dexter che possiamo fare. Andiamo un pochino. Welcome to the Velvet Room. Allora. Innanzitutto iniziamo a salvarci Register. Will you register? i livelli che abbiamo accumulato qua. Registered. Are you in search of It is a special persona you 71. Dobbiamo fare un Is it altro not? livello, ok. Però Masakado già abbiamo preso i persona che ci servono per farlo e quindi già abbiamo risolto una cosa. Certainly be worth your time and effort. Qui pure ci siamo. Ci serve un biacco di livello 63.
un Kubanda di livello 61 e poi qua ancora più grossi giustamente. Però questa è ottima, non mi aspettavo che già riuscivamo ad arrivare a sto punto qua. È ottima la situazione così. Allora, facciamo così. Allora, se ti dovevo fare e ti faccio pure perché comunque sei di livello 10 e mi sblocchi un bel po' di livelli e inoltre mi tolgo Trono da mezzo che non sapevo cosa farci. Non sapevo proprio. Allora, sei un 48-44. Quindi sei un pochino versatile e mi fai tutto. Mi assorbi il fuoco. Mi blocchi il vento. Però mi sei debole alla luce. E a sto punto io un sopporta luce. Che se mi fa un attacco di luce letale, sopravviviamo. Quindi viviamo un turno in più. Assolutamente sì. Allora. Partiamo così. È così. Vediamo poi cosa ci sblocca. Chi è tornato? Serkilla o Francescone? O qualche persona nuova, salve? Presentatevi. Se volete, se no restate a guardare. Questo è il canale delle libertà. Fate quello che volete. Se partecipate però ci fa piacere, sappiatelo. Sembra che mi divertirò a combattere con te. Forza, scateniamoci. Ok, tu dopo verrai sacrificato per la fusione speciale, però sei un bel tipetto. Un bel tipetto e adesso stai per diventare ancora più bello. Ok. Freccia velenosa. Ma anche no. Vento pesante. Meglio quello singolo così risparmiamo SP. Questo non è male. Ok, però è venuto su un bel persona. Mano fantasma non c'è perché ogni tanto cordialmente, gentilmente lo invito sempre, sia io che gli altri amici, a fare un po' di vita sociale, anche perché a noi fa piacere che c'è tutte le sere, eccetera, eccetera, però giustamente avendo altri amici, avendo altre cose, è giusto che si frequentino un po' anche le altre persone. Ci manca Mano Fantasma. Aspetta, mo gli mando un messaggio. Dottor Lozzi, c'è chi là in chat che mi sta chiedendo perché non ci sei. Gli ho detto, quel povero Cristiano ogni tanto un po' di vita sociale ce la deve solo fare. Non possiamo diventare come Sandra e Ramondo Vianello, scusami. Dimmi se sto sbagliando. Ecco, quindi poi così me lo levo un po' pure dalle palle ogni tanto. Non dite che ho riferito a sta cosa, eh. Non fate clip che poi gli girate. Sir, se mi esce scritto punto esclamativo clip, guarda, ti sfido a farlo. Vediamo se hai capito che streamer sono. Aspetta, tu volevi anche uno con rimonta. Ecco, troppo. Io il tempo che tu lo facevi e io lo dicevo, tu già l'avevi fatto. Ecco. Aspetta, fammi vedere. Tanto stiamo giocando così per rilassarci, scalando il tartaro. Vedo se riesco a far uscire fuori già la clip e gliela mando subito.
Ma ok, me l'ha fatta. Allora, aspetta. Questo non lo faccio, questo non lo faccio. Scarica clip. Guarda, gliela mando in tempo reale. Poi non so se vedrà il telefono. Sì, io poi ci ho pensato, ho detto, cazzo, il tempo che io l'ho pensata sta cosa. Chi l'ha già fatto punto esclamativo clip. Quello è capace pure che mentre sta con gli amici si collega. Wow, pensa se si collegava nel momento esatto in cui io dicevo sta cosa. Allora, aspetta, al 93% così gliela giro pure. Allora. Buonasera a tutte le persone che stanno entrando, ragazzi. Sto inviando un attimo una clip. No, 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 però quando gli mando qualcosa generalmente mi risponde. Diciamo che, ecco, la frase gli amici si vedono nel momento del bisogno, è vero che la cosa che devo dire di mano, mo, ho detto prima che è una chiavica, è un putridume d'uomo, tutto quello che volete, però devo dire che da anni che lo conosco, in qualunque momento, qualunque, mi serviva il suo aiuto o l'ho chiamato, è sempre corso, non mi ha mai detto no, non ci sono, sempre. Ecco, mo devi fare la clip così io poi gli faccio vedere che ho parlato bene anche di lui. Quindi adesso, caro Killa, vediamo se hai le palle di fare anche questa clip. Allora, Automaraku mi serviva per la missione. Però voglio andare a vedere un attimo sta cosa di rimonta perché forse anche l'altra può darsi che con un persona riusciamo a togliere 2 missioni da mezzo. Ma sarebbe pura fantascienza stasera. Vedi, clip lo devo chiamare stronzo perché non sta... Ah, ecco, bravo. Ok, non sei più stronzo, Kill. A posto. Kill, solita domanda di rito. Ti sei offeso perché ti ho chiamato stronzo? Tanto lo sai che lo sei, quindi. Allora. E questo ce lo risolviamo. Carica mi serve per Masakado. Ok, pure può essere un valido aiuto, eh. I've been waiting for you. Visto, abbiamo fatto bene ad entrare ed uscire. Marvelous. No, ma tu qua mi stai mettendo proprio la serata del farming estremo e aggressivo. I'm looking forward to. How may I assist you? Va bene. Vediamo se la prende che è passato poco. Ok. Vediamo. Se no poi gliela faccio vedere io in live sta cosa. Ah, ok. Già ho tutto registrato al 100%. Allora, I too. facciamo Well, così. Facciamo così. shall we take a look? Il signor Raffaele ce lo facciamo. This one is somewhat beneath you. Signor Raffaele ce lo facciamo. Però la moglie del siciliano non la prendere. Lasciala stare. Are you satisfied with this? Uccellone. No, moglie ve la devo ricomprare dopo. This Mm. one is somewhat beneath you. E tu sei più fisica e tu sei ghiaccio. Tu sei un 50-42, quindi mi devi... No, allora aspetta. Are you satisfied with this? Evita perforazione. Crescita. Non so con quali dei due mi conviene. No, può darsi pure perché è passato tanto tempo, non ti preoccupare, poi gliela faccio vedere io dalla live la cosa domani. This one is somewhat beneath you. Please choose Allora, what tu da skills to qua... inherit.
Mi puoi prendere tante belle cose perché sei bello carico. Ok, così non sei Or male. use what Così you wish to invece, inherit. così è molto meglio. Sei forte, tutto quello che vuoi, però sei un po' una chiavica, eh. Danno da It perforazione seems you gratis. have been blessed. Well then. Almeno prendiamo l'abilità per completare la quest. Dai che va bene. Oh, è andata bene. Killa, come sta andando al lavoro? Ya, fammi parlare, se no io mi addormento qua. C'è tanta roba da fare. Va bene, ho mandato un messaggio un attimo così. Allora, dammi Automaraku. Ah, boh, ma così de botto. Ah, va bene. Ok, ora capisco perché come missione volevi farmela imparare. Va bene, Very well. We va benissimo. Vabbè, però così risolviamo. Ok, Killa ti leggo subito. Sto per dire che mettevo il telefono in tasca un attimo e mettevo le cuffie quando sistemo il tavolo. Vai tranquillo, Killa. Tanto io ti ho detto, io qua sto a far maneo per un bel po' e vai Here tranquillissimo. are my requests. Wonderful. Poi vuoi dire la bugia che devi sistemare i tavoli quando in realtà qualche procace signora avvenente ti ha chiamato in camera e tu vuoi fare il baldo giovanotto? Va bene, facciamo finta di niente. Buonasera a chi è entrato da YouTube. I myself Se have sei been quell'utente searching che for tutti Brian. amiamo su questo canale, palesati I subito. shall introduce you to him one day. No, vai tranquillo, pensa prima al lavoro, Killa, non ti preoccupare. Tanto io qua mi vedrai alternare tra piani, mazzate, evoluzioni e fusioni. Quindi vai proprio tranquillo. Welcome to the Addirittura sul tavolo porti. Ma guarda, guarda, io dovrei parlare un po' col tuo titolare, perché secondo me tu in quell'albergo. Mm, I too. What kind c'è of c'è persona qualche killa su cui non mi trovo. This persona is Allora, powerful. ma tu sei il non plus ultra della difesa. Se pure l'eremita ce l'ho a livello 10. Allora, rifletto oscurità già è buono. Dopo tanto dobbiamo fare i soldi, quindi. Vai. What do you wish to inherit? Allora, What do you wish to inherit? 48-52. Darsi mi sblocchi qualcosa per il critico? Possibile? Questo. Esplosione per tutti, quindi no. Un po' di questo. Un po' di questo e un po' di questo. Toh. It will receive. Ma dai, vai così. Vabbè, guarda. È una cosa assurda.
Manco i tavoli fa star tranquillo. Io boh, non lo so. Qui dovrei chiamare la protezione animali. Non so. Cioè, io sto salvando il mondo e lui mi smonta i tavoli. Con le signorine su. Mi mancano circa 93 euro e posso ordinare la 5. Oh. Ecco. Questo va benissimo. Anche se ti consiglio sempre da stolto. Visto che comunque riesci a sentirmi. Aspetta. Aspetta un po'. Perché veramente se dovessero per caso annunciare la PS5 Pro quasi allo stesso prezzo, cioè hai fatto 30, fai 31. Quindi, cioè, vacci un attimino piano. Poi comunque sul canale ci informiamo, ci teniamo aggiornati, quindi se avete qualche dubbio chiedete. Vediamo un attimo sempre di capire le cose. Facciamo così. Però io mo mi sono tolto una cosa e tu me ne dai un'altra. Tu sei un po' stronzo. Allora, guarda, al momento ci sono solo voci e congetture sulla cosa, cioè non c'è proprio niente di concreto. Parere mio, che dico tranquillamente anche in live, secondo me Sony e Microsoft, per non far brutta figura e per non avere problemi con l'uscita di GTA 6, secondo me le tireranno fuori prima che esce GTA 6. Non ci sarà tutta la trafila del esce GTA 6, poi usciranno le console Pro, poi Rockstar annuncerà l'aggiornamento per le versioni Pro. Non penso proprio. Sì, l'ultima notizia che leggevo ieri la indicava per quel periodo là. Poi niente veta che domani mattina ci svegliamo e Sony annuncia che la PS5 Pro per la settimana dopo. Però da rumore che sono usciti recentemente sembra che per Natale 2024 dovrebbe uscire. Senti, io c'ho solo un attacco. Se mi tolgo questo e tu mi dai qualcosa che a me non va bene, io che ci faccio con sto persona? Posso spammare decreto demoniaco e di mezzo l'energia a tutti, ma poi ho dei problemi. Però accettiamo, tanto ci abbiamo le carte al limite. Oddio. Questo è il riflette. Questo li evitiamo proprio. Va bene, sarà un problema del Vincenzo futuro questa cosa qua. E al massimo lo uso per fondere, sì. Allora, ci facciamo pure Gabriele. Poi mi sembra più Gabriella. Però gli angeli non hanno sesso, quindi abbiamo risolto il problema. Allora. Vedi un attimo io a soldini come sto messo però. Please take a look. Ah, E allora ditelo. well then, Ditelo subito. shall we take a look? This persona, yes? What do you Ma wish to sì, inherit? ma butta dentro. Ma a questo fu 500.000 yen, ma butta dentro tutto.
Ma vai proprio, guarda. Toh, mettiti questo. Tu come statistiche mi sei un 41,52. Sei proprio un bijou. Però, vediamo un attimino di sistemarti anche a te. Allora. E questo ci sta. Questo è ottimo. Recuperi un po' di SP anche perché hai ghiaccio, fulmini e mi curi anche, quindi male non fa. Botta. Cazzo, 20% in più, però questo devo metterlo a qualcuno di pesante con i danni. Allora glielo metto a lei e vedo se riesco a tenermelo. Che mo che iniziamo a fare i persona quelli là pesanti, cioè iniziamo a chiamare un po' il diavolo, un po' Belzebù, un po' qualche altra divinità forte, che sono cattive. Però in questo caso sono buone con noi. Metti che ce ne capita uno con livello 70 alla statistica forza e noi gli mettiamo questa abilità. Buttiamo a terra. Switchiamo al nostro personaggio. Nemico a terra. Anche se è una boss fight finale. Cioè una di quelle grosse. Lo buttiamo a terra. Quindi già prende dei malus e prende un attimino più danni. Cambio al nostro personaggio. 20% in più di potenza. Più l'attacco fisico che avrà di base a un 70-80. Più se riusciamo a metterci l'aumento delle possibilità per il critico. Io penso che creiamo il nostro Saitama. Cioè lui entra, quello che c'è davanti, gli dà un cazzotto e questo va giù. Cioè, ti piace questo ragionamento, sir? Ecco, già lei poi giudizio divino. Amen, sorella, che fai? Ah, attacco di luce che riduce gli HP del 50%. E quindi adesso devo farmene uno con questi due attacchi insieme. Per forza. Illa, dimmi appena ci sei. Mi è arrivata una risposta dalla mano fantasma. No, questa cosa la posso fare creandomi il persona nel modo in cui dico io e mi serve che un alleato qualsiasi, uno dei tre intorno, abbia qualcosa di debole contro l'avversario. Perché quell'abilità si attiva facendo cambio. Quindi mi serve di buttarlo giù, non fare l'assalto se c'è l'assalto, fare il cambio al mio personaggio e dare botte. Allora, ha detto il signor Mano Fantasma. Ecco qua, faccina ridente. Dei bicchieri d'acqua nel PC e risolviamo la cosa con un dito medio. Avrei fatto e detto anche delle belle parole su di lei, però la clip non è riuscita. Quindi ho il caro Killa che è collegato, mi sta sentendo in live. Ci sono anche altre 3 persone, quindi siamo in 4, no, siamo in 5, te lo dico in tempo reale. Quindi io ho parlato bene di te. Tranne la persona che è entrata adesso, che giustamente starà dicendo che c'entro io adesso sono entrata. Ci sono le prove che ho parlato bene di te. Allora, Killa ha semplicemente detto che come verrà qui mi butterà dei bicchieri d'acqua nel PC e risolve facilmente la cosa. Questo quando c'è giustamente l'affetto. Allora, a te devo metterlo questo. Questo non posso toglierlo assolutamente perché è debole all'oscurità.
Mm. No, tanto abbiamo comunque gli altri che ci fanno recuperare anche gli SP. Capito, però. Sì, sì, la clip resta. La seconda non so se è stata fatta. Però io domani gli prendo il pezzo di live, me lo scarico, me lo taglio e glielo invio. Allora, io sto amplifica ghiaccio pure me lo devo fare per portarmelo più avanti. Cioè 50% più di danno ed è anche cumulabile. Siamo nella fase bella di persona, quella che io, diciamo amorevolmente, chiamo il momento della macelleria, perché adesso possiamo iniziare a creare, ma davvero dei mostri. E già questo ne è una prova. Io mo che cazzo gli tolgo da qua? Cioè, tu così mi sminchi tutto il piano. Ho deciso. Democraticamente togliamo il fulmine. Anche perché dopo mi sblocca polvere di diamanti. Cioè, polvere di diamanti più amplifica ghiaccio che gli dà il 50% in più di danni. Non l'ha fatta perché ho fatto il comando. Sì, devo vedere un attimino se aggiornano prima o poi la possibilità di aumentare il tempo minimo entro cui possono avvenire più clip consecutivamente. Non è colpa mia se succedono delle cose divertenti su questo canale. Cioè, non capitano apposta, non ce le prepariamo, quindi. Allora, io penso che il boss possa essere affrontato. Noi abbiamo tanto vento, un bel po' di ghiaccio, pugni come se non ci fosse un domani. C'è Junpei per il fuoco. Dovrebbe andare proprio di sfiga. Allora, almeno un acquisto lo faccio. No, io già l'ho abbassato al minimo possibile. Però giustamente più di tot non fa scendere, forse perché sennò comunque sarebbe inutile. Please take a look. Allora, ci prendiamo This persona, yes? Loki, So you'll be che summoning abbiamo this fatto anche un bel po' di casini per farlo arrivare a 75, quindi torna subito qui. Please take a look. Tu anche non sei male. May it be your inner strength. Ok. E penso già così Very well. siamo messi bene. Ok, questo è soltanto il primo blocco. Allora, curiamoci un pochino, salviamo. Ok. Vediamo di fare la boss fight. Vabbè, l'abbiamo fatta apposta, quindi vai tranquillo. Allora, How are you? Yes. ci bustiamo un pochino. Ok. È che le divinità ce la mandino buona a sto punto. Prepare yourselves. Allora, senza sentire ragioni, lui è quello che fa male e tu lo busti. Quindi io inizio a farti fuori a te. Ok, resistente ma non troppo. Over here. Watch this. Ok. Vedi, lui è quello che lo busta.
problema è che così, cretino, hai boostato anche me. My power's going nuts. Dopo a chi tocca? A lui. Vai, vediamo pure l'abilità nuova. Max firepower. Let's go. Heat things up. Minchia che botta. Ed è pure debole al fuoco. Ecco, fai di nuovo punto esclamativo clip adesso, Killa. Aspetta, aspetta, la faccio io. Aspetta, 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 aspetta. Sì, poi gliela faccio vedere. Mo' preparo le buste per i pranzi a sacco, così mi porta fai tutto quello che ti riesci a fare. Così hai meno rotture di coglioni domani. Oh, tu ti sei rotto. Che peccato. I'm still setting up. It'll take a little more time. Beh, non vorrei essere troppo pipì, però un critico lo potevi fare, eh. Allora andate a terra e morite tutti e due. Ok, e lui giustamente si è preso solo un danno da Junpei, però ti becchi un altro po' qui. Poi sapendo che sei debole al fuoco, appena tocca a noi io ti faccio un paiolo così. Pull the trigger. No, giustamente stiamo tutti bene. What's the plan? Allora Junpei vai. Che poi ne ho 8 da consegnare alle 6. Eh sì, e fateli pure adesso così c'è un problema grosso in meno. E altri 22 più 2 da consegnare alle 7 e mezza. No, e quanto tempo ci metti per farne uno? You've dodged the attack. Mi hai congelato il doggo. Guarda, un fuoco non ce l'ho, ma un colpo finale te lo faccio da lui. Ci vediamo un attimino se impari la lezione. Però non mi ha dato la mano arcana. Prendo 3 carte. Allora. 22. Allora, qui me la devo giocare un attimino bene. Perché? Tu fai 10. Tu fai 8. Solita tattica. Azione, rianimo un alleato caduto. Togliamo questa. Ah, io una cosa che ancora non avevo visto se si potesse fare. Poi ci sarà pure quel momento di sicuro. Fammi solo vedere se lo posso fare. Allora, facciamo che io... Non c'è ordine. No. No. Sto vedendo sullo schermo piccolo perché mi ha sminchiato tutte le finestre. Mi scoccio pure di mettermele a sistemare. Ce l'ho a tutto schermo, ma non riesco a vedere di qualche centimetro la barra in basso della finestra. Armatura resistente. Madò, però, tu come vedi qualcosa subito ci butti le mani. Aspetta. Sì. Bene sopravvissuto, però.
Meglio che non ci arriviamo proprio a quella cosa lì. Great. Allora. Cazzo, non abbiamo attacchi sinergici, quindi dobbiamo vedere un attimino di caricarceli. Ok. Salve. Yuji. Allora, Can use it faccio now. un po' d'aiuto e dopo devo dare qualche SP a lei. Allora, voi siete tutto leopardato, tutto griffato, tutto di tutto. Ma se vi faccio prendere un po' fuoco, che ne dite? What next? Un po' di vento. Addirittura. Addirittura. What's next? I'm still setting up. It'll take a little more time. Let's see. Non è che alle volte... Minchia, 5,47. Keep it up, Junpei. Ah, ho trovato lo schermo da usare con la Play 5 in 32 pollici, però non ha il piede. Quindi è solo da parete. Should I stand on this enemy? Ghiaccio. Aspetta. Let's finish this. Ghiaccio ne abbiamo quanto ne vuoi. That's a win for the team. Good job, everyone. Facciamo uno. Facciamo due e facciamo tre. Hey, Ma sì, va, manda Junpei, tanto abbiamo il doggo se è qualcosa. Era usato da parete quando era qui in hotel. Ah, a posto allora. Cos'è, Full HD o un 4K? Un Full HD penso. There's a shadow. Pay attention next time. Oh no, voi siete gli stronzi dell'altra volta. Don't get careless. Doggo devi grittare. What's next? There's the Dopo non ci sono Kaizen. I'll go with. Io a questo che gli faccio? La manicure al massimo. E invece no. Ah vabbè, ma poi al limite puoi sempre trovare qualcosa di compatibile pure su Amazon, quindi. Ci prendiamo lui. Prendiamo loro. Però non stanno uscendo più arcani maggiori e sta cosa non va bene. Let's keep on exploring. Ooh, Allora. maybe Allora. Orologio per piacere? Tu devi andare a vendere il pesce. Un HD e basta. Vabbè, vabbè. È un inizio. È un inizio. È un inizio. Si inizia sempre da qualche parte, sir. take it down. Allora, io a questo come lo butto giù? Looks like you can't hit any weaknesses. Il problema è che lui lo posso attaccare solo con gli attacchi teurgici. It doesn't look like you have the right skills. Looks like you can target a weakness. Io posso far così. Dimmi che mi sblocchi l'attacco teurgico. È un po' stronzo, però va bene. Allora, te ti togliamo da me. Guardalo. Sì, curati sto ceppo di... vaffanculo a tua sorella. Work out there. Mortacci tua. Vabbè, tanto comunque abbiamo fatto la divinazione che uscivano più facilmente questi, quindi io mi ciullo di tutto. L'unica cosa
L'unica cosa che davvero potevo fare è giocarmi 2 divinazioni adesso. Meno problemi e niente mietitore. No, però poi va a finire la stanza dove potevamo farmare le gemme del crepuscolo, non usciva. Dai, mi dai la zona nuova così cambiamo anche un po' lo scenario e la cosa mi solleva un pochino l'umore? Che ne pensi? We did good, team. Io devo fare una cosa però. Tieni fuga. Questi sono gli spinaci che abbiamo coltivato noi. Prodotto genuino. Mangia e riprenditi. Che non posso prendere nemmeno subito il plus. They won't know it hit them. Allora, per il plus, diciamo che molto spesso comunque mettono le offerte, mettono varie cose. Tu prendendo la Play comunque mi sembra, tu già ce l'hai un account, che mi sembra che forse comunque prendendo la 5 dovrebbero regalarti un mese di Plus, 2 mesi di Plus, non ricordo male. O forse è una promozione vecchia che c'era ed è stata tolta da chissà quanto tempo, io non me ne ricordo. Oh, ciao Arcano Maggiore. Bentornato. Soldi. Esperienza. No, che Sir, purtroppo ne parlavo pure l'altro giorno in live. Che stavo confidando un pochino con la chat, anzi ne approfitto per farlo pure con te. Io mi sono reso conto pure io nelle ultime 2 settimane tra Persona e Final Fantasy ho portato solo questi due. Difatti so che è diventato un po' a noia la programmazione. Difatti da lunedì inizio già a cambiare un pochino di cose. Il problema è che sono 2 titoli talmente grossi, così insieme, minchia. Minchia. Infatti dobbiamo tornare a fare gli Ufufu, il Game Idol. Quindi mo già da settimana prossima vediamo di cambiare un pochino le cose con la programmazione. Allora. Tu critti. Tu critti. E un danno te lo prendi. Ah, 14 giorni. Ah, ok. Limite, vedi un po' in giro perché molti negozi a volte vendono le card, quelle per gli abbonamenti, però tipo che stanno per scadere o così. Ti trovi qualcosa ad un prezzo buono. I'm still setting up. It'll take a Poi se posso darti proprio il consiglio dei consigli. Vabbè che comunque non ci sono nemmeno stato che... sì, io notavo sta cosa qua un po' che siamo stati tutti un pochino occupati nell'ultimo mese. Un po' varie cose, però mi sono ritrovato pure a pensare, no, cambiamo un pochino come facciamo girare le cose, ma non tanto per i numeri, sai, non è che interessa più di tanto la cosa. Giusto per tornare a divertirci un pochino meglio, pure come facevamo prima. Ecco, vengono i periodi dove siamo giustamente tutti un po' più liberi e periodi dove siamo occupati come la merda. Ok, butto il sangue per piacere. Minchia, 7,63, buono. Allora, te non puoi ancora fare niente. Vai, Giunpei, tiragli un papagno ma di quelli grossi. 2,96. Ok, buono. Buono. Ottimo. 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 Non ancora. Ne facciamo 2 e facciamo 3. Ok. Almeno sono riuscito a non sprecare la cura totale.
Allora, aspetta un attimo, fammi vedere qui se sta andando tutto bene. Devo pure rimettere la dashboard caso mai succede qualcosa. Ok, ecco qua. Sono uno e sono due e sono tre. Ok, allora usciamo da qua. Infatti mi sta pure venendo in mente che forse in tutto sto casino di sti giorni, io tra il periodo che c'era la tele senza un buco libero e per la mancanza di sonno continua era un casino. No, ma difatti è stato un mese bello pieno per ognuno di noi, anche se in modi diametralmente opposti. Cioè, ognuno ha avuto i peggiori cazzi possibili nel proprio settore, mettiamola così, su quello che sta facendo nella vita. Hurry on, not to put down. You take it from here. Got it. I'll go with. Per non parlare dei problemi di salute. Io sto ancora combattendo col virus influenzale allo stomaco. È ritornato, è anche più forte di prima. Si è affezionato, non se ne vuole andare. Rivoluzione. Un riflesso. Oh, e qua è andato bene. Quello che c'era da vedere l'abbiamo visto. Andiamo sopra. I can't believe this. Let's get a move on, party No, people. tu sali, sali. I spy some treasure. Ok. This should be a good test of your Allora, strength. se tu gli fai un critico. Esatto. Iniziamo a capire se questo muore con l'assalto critico. Ok, va bene. E a buttarli giù un modo lo troviamo sempre. Il problema è se non abbiamo assolutamente il modo di arrivarci a sto punto qua. Lì significa che ci dobbiamo fermare e ci dobbiamo un attimino potenziare per bene. Col fatto che c'era l'hotel pieno, però ho preso soldi in giorni molto vicini e per questo sono quasi alla... Ah no, vedi, da una cosa comunque brutta, e comunque ne sta succedendo una buona. Quindi va bene anche così. Our classmates would find it hard to believe that we've been Troppo playing. sembra ci siano i periodi dove i problemi fanno a gara per chi te lo deve mettere prima a quel posto. Looks like you can't hit any weaknesses. Scrittalo. Scrittalo. Attaboy, Koromaru. Mi conviene di più così alla distanza. Ok. You can hit a Allora, un vento me lo fai. E muori un po'. Not that. Facciamo che te ne vai così. Minchia, 1122. Capate cazzo. good job, everyone. Tanto mo vai pure bene per il fatto che le PlayStation si trovano tranquillamente, quindi non è manco il problema di vedere di trovarla. Ah, yeah. Difatti io quando era all'inizio che uscì, che io sono riuscito a prenderla al day one su Amazon, quindi sono uno dei benedetti, perché capitò che quel giorno lì ero a casa con l'influenza
zeppi dell'apertura dei preordini, ma ti dico che spammai F5 come non ho mai spammato in tutta la mia vita e riuscii a bloccarla. E in quei 10 secondi in cui feci l'ordine, boom, erano sparite, non ce n'erano più. Non sparite. Cioè io ero la divinità del gruppo, venivano gli amici, venivano in pellegrinaggio. Ma esiste, sì, cioè esiste. Che non deve esistere. It'll take a little more time. Oh, che bello quando le cose vanno come devono andare. È sempre un immenso piacere. Allora, forza e magia più 2, ok. Quindi soldi, ok. Prendiamo lui. Ottimo. Ok, c'è comunque un forziere un pochino raro. Every single floor. Ah, ok, no. Le frasi quelle lì non ce le dà nel logo, ok. Allora, qui potremmo avere un problema. Diciamo che inizio a fare una bella botta qui. E non sei morto. E già questa cosa è un pochino... I'm still setting up. Allora, More time. facciamo che siete deboli anche voi due al vento e risolviamo subito. All right, one down. Enemy defeated. You're doing great, Yukari-chan. Freccia. I'm Uh, still setting up. It'll take a little more time. taglio. Critta. Madò, Junpei sei un mito. Così risparmio anche SP con fuga. Allora. 2 e 3. Ok, massimo altre 3 carte. Poi devo prendere per forza quella là. Allora. C'ho uno un po' di tutto, quindi... Però gli amanti me la vorrei tenere. Uccellone. Una volta mi ricordo quando si diceva mio cugino c'ha la PS5 nel garage, però lui sta in America, non viene mai in Italia, quindi Really cool. ha detto che se un giorno scende me la porta, però io non so se verrà mai a casa mia, quello sta in America, sta lontano. Cioè, come fa poi? Ma ci entra nell'aereo la PS5? Ho sbagliato qualcosa del ragionamento? Killa o ti trovi correttamente con quanto ho detto? The enemy seems to be Allora, weak to your weapons. democraticamente, una freccia a te. Una freccia a te. Knock one down. Freccia a te. Yukari-chan, knock one down. You might be able to hit a weakness if you shoot. E completiamo Hit a weakness. con un po' di ghiaccio a te. Ecco, nessuno si è offeso così. Assaltino? Ok. Esperienza. Esperienza per i persona. E via. Sì, ragazzi, salite, salite. Divertitevi. Evolvetevi. E dopo andiamo a dare di certe menate che... Minchia, non ve lo sto manco qui a dire.
Allora, penso che le scale siano di qua. Ok. Mi manca solo quell'altro lato della mappa. Dai, gioco. Dai. Dai, ce la puoi fare, dai. Dai. Dai, gioco, dai. Allora, You've got the advantage. Don't hold anything back. tu vai giù. Boruto knocked one down. Facciamo che vai giù anche tu. Affanculo. It doesn't look like you have the right skills. You can hit a weakness with this. Tu vai giù. That's an enemy down. You're on a roll. Never mind. Ah già, voi devo indovinarvi. One Aspetta. more time. Fuoco. Che non ho. Questo di ghiaccio vi piace? No, lo rifletti. E allora sei fuoco. E allora sei fuoco. E io adesso ti rompo. That's a knockdown from Junpei-kun. A posto. Fatto. Ottimo. Peccato che non ci sono i punti esperienza. Peccato. Ah, già hai fatto. Ah, bravo. Pensavo ci mettessi più tempo. Ah, beh, bello. Mo, siediti, rilassati. Mo mi finisco di fumare pure io la sigaretta. Tanto qua abbiamo ancora da scalare, da combattere. Thing for our next fight. Allora, mi completo il giretto qua. Something on this floor by now. I'll be able to swim the enemy soon. Allora. Voi siete proprio l'apoteosi della schifezza. Cioè, Boruto knocked one down. vi è andata proprio male a voi due. Boruto knocked one down. Sono veloce come fare tutti i mattinati, viene da correre per la sicurezza e va a finire... No, ma di fatto, io sai che dico sempre. Se c'è una cosa da fare, c'è parecchio tempo libero. Sempre meglio anticiparsele, soprattutto cose che riguardano il lavoro. Tanto se le butti avanti, non è che sono cose che puoi evitare, sono cose che devi obbligatoriamente fare. Quindi a sto punto, ecco, visto il tuo caso che c'hai un bel po' di ore prima, già te le sei fatte e nessuno ti può rompere i coglioni. E chi sta meglio di te adesso? You looked really cool out there, Goro-chan. A sto punto dobbiamo soltanto salire su. Però non entro del loop della zona e continuo a girare intorno, Ok, le scale erano di qua e arriviamo al 208° piano. Found the stairs. Buono che ci sia il corridoio. Il problema potrebbe essere lui. No, ok, lui già lo conosciamo. Si è qui solo da un'ora. E ce ne sono cose che dovrei fare allora, kill. Allora. Come ti rompo a te? Però queste vorrei conservarmele perché siamo vicini alla zona del boss. Allora. Doggo me la fa e le altre le conservo. E ti sei preso una bella botta. È tutto. Poi. Hit a weakness with this. Ice it. Te posso riempirti facendo le cure ma in un altro fight. Posso alternare i due qui per il vento e mi dovrebbe crittare Junpei. Se mi critta Junpei siamo a posto. I feared
it now. Se tu ci dai degli SP pure siamo a posto. Fuga però, io devo salvare il mondo. Se ti dico mi servono gli SP e tu mi dai un'altra cosa e poi abbiamo dei problemi. Yeah. Vabbè, almeno lo facciamo più male. E non ho manco usato l'attacco massimo del vento, Allora, questo lo dobbiamo assolutamente prendere. Così ricarichiamo un po' il bancomat. Qua già di base iniziano ad uscire carte di livello 10. Sì, mancano solo 8 ore. Che sarà mai? Allora, punti esperienza sì, perché era uno grosso. A posto. Allora, se riesco a palleggiare il fatto di dover per forza prendere l'ultimo arcano. You looked really cool out there, Koro-chan. Purtroppo non posso mettermi e girare senza avere l'impeto dell'arcano. That chest looks So valuable. che dobbiamo girare tanto. Noi prima ce lo attiviamo, più risorse prendiamo. It's our Allora, chance voi to siete nuove. two enemies. You can take them. Koro-chan. Ah, siete anche deboli agli attacchi del doggo. Ah, ma allora siamo a posto. Mi ero spaventato, erano nuovi, non conoscevo. E Killa, qual è il primo gioco che prenderai su PS5? Cioè proprio il primo, il motivo per cui ti ha convinto a prenderla. Sì, sì. Doing pretty well. Ok, sabbia arancione per 2. Allora. Io spero che cambi presto parte perché lagga troppo in sta zona qui. Orologino? Sempre tua sorella. Sempre molto brava tua sorella. Serra, e tu ti prendi la PS5 per Destiny 2, ma io adesso mi devo incazzare allora. Ah no, è uscito l'aggiornamento next gen, si conviene. Serra, tu mi fai innervosire ad un certo punto quando mi dici queste cose. Io pensavo mi tiravi fuori un titolo. Cioè, per l'amor di Dio, io anche ci ho giocato a Destiny 2, Ho finito il gioco base, poi le campagne aggiuntive, le espansioni non le ho mai fatte. Cosa mi aspettavo dicessi un Horizon Forbidden West, uno Spider-Man 2, il gioco nuovo, quello dei Ronin che è uscito sulla 4, un mio amico lagga. No, io ci giocai sulla Pro, devo dire la verità. Ando discretamente bene. Ecco, bravo. Beh, vedi? Tu sei capace di farmi arrabbiare e di farmi tornare il sorriso entro 2 secondi. Bravo, bravo. Allora, te come ti posso far male? It'll take a little more time. Cioè, tu dimmelo, io lo faccio. Che cazzo sta facendo questo mo? Now's the time. I won't lose. Ecco, questo deve morire immediatamente perché mi puzza. Ma ora ci sono stati degli aggiornamenti, quindi ci sta che poi... No, allora, io penso sempre che se fai un gioco di tale portata e lo fai uscire su una console, facciamo un esempio, senza fare nomi, Cyberpunk versione PS4, cioè, se vedete che la console non ce la fa, ce la fa. Non ce la fa. Cioè, non fate uscire il titolo in certe condizioni. Sì, poi aggiustiamo. Cioè, sì, poi aggiustiamo il cazzo. Non è che se io vado o andavo in negozio e dicevo mi scusi buon uomo,
mi dà Destiny 2, io non gli potevo rispondere. Sì, tu iniziami a dare il gioco, poi i soldi te li porto. Non penso. Questo ci ha rotto Leader, your health is low. Be careful. l'ano direttamente. I'm ready anytime. Allora, Junpei ci ha lasciato. No, vabbè, le versioni PS5 credo che siano ultra ottimizzate oramai, quindi, cioè, mo battute a parte, se prendi la PS5 per giocare a Destiny, lo giochi al meglio delle possibilità, quindi vai proprio tranquillo. Allora, tu mi hai ucciso Junpei. Mi hai stordito il doggo. Tu lo sai adesso che ti succede a te? Still got some fight in me. Should I scan on this enemy? Allora, Junpei, se critti... Should I scan on this enemy? Junpei, guarda. Ti voglio bene e ti risolvo il problema. Non avrei mai detto fosse il fuoco. Wow, good job, Junpei. Let us have it, fellas. Almeno prendiamo la mano arcana e via. Cioè, difatti ogni tanto ammetto che mi viene in mente di riprenderlo un po' Destiny. Hit a weakness. Comunque a me la campagna ha divertito. Non mandavo a fare tutto il farming dei materiali, tutte le cose, bla bla bla, però... no, la devo prendere per forza una. Vabbè. Minchia, chissà se esiste ancora il mio salvataggio. Addirittura io quando uscì la possibilità... uscì il fatto che potevi collegare l'account Bungie a PlayStation Network, il live service di Xbox e quant'altro. Così avevi i salvataggi in cloud e li potevi utilizzare anche sulle varie piattaforme. Era già un annetto, credo anche più, che non entravo su Destiny 2. Come avevo letto la notizia, subito andai sul sito e andai a passarmi i salvataggi. Ok, ci ho giocato, mi ha divertito, però poi uscita altra roba, non riuscivo a stare dietro pure alle espansioni, quindi le ho messo un attimo. Minchia, addirittura io non ricordo bene se col primo Destiny o col secondo. Io all'epoca avevo la Fastweb e c'era sto bug, sto problema, che praticamente fatta la prima zona, forse era più Destiny 1, il gioco per un problema di collegamento con la Fastweb o forse la Telecom, mo non ricordo, comunque non riusciva a mettersi in contatto col server e non potevi andare avanti. Quindi io avrò fatto il tutorial di Destiny, ma non so quante volte, perché arrivato a quel punto era letteralmente impossibile andare avanti. Dovete aspettare qualche giorno. Allora è stato su Destiny 2, ok. Ok. Infatti ho detto non ricordavo quale dei due. You looked really Però cool out there, Koro-chan. io poi i giochi, quelli che mi interessano in questo modo, cerco di prenderli sempre al day one. Make me uncomfortable. Pezzettino di stronzo, vieni un attimo qua. Ecco. Cioè, Yoshirimasi di merda, kill. Allora, facciamo così, veloce veloce. Tutte e due giù. Koro-chan just toppled two enemies. Doggo, a te l'onore. Anche perché penso a te ti devo cambiare, devo conservare un pochino di oggetti per gli SP. E lui ci saluta. Enemy eliminated. Good boy, Koro-chan. Focus. Her leader took one out. Allora, io metto. Bravo, hai fatto benissimo. Bravissimo. Looks like you can target a weakness. Sei stato, guarda, perfetto.
Prova a pensare se succedeva con Destiny 1 che era la prima volta. Penso che avresti detto tante parolacce, cosa che ho fatto io con Destiny 2 poi. Ma ne dissi proprio tante. E poi io ho sempre viaggiato nell'ottica che è un problema mio. Ok, vedo io come risolvere, non c'è problema. Però era qualcosa che non dipendeva da me, non potevo fare niente. Madonna mia, la rabbia. Ok, 35.000. Vai, sì, salite tutti, sì, va benissimo. Così, tutti insieme. Allora, di là, esaminato. Qua niente. 8.890 yen, ok. Quanto siamo? Siamo di nuovo a 5,62, ok. E abbiamo speso 100-150.000 yen per di persona che abbiamo acquistato prima. Quindi comunque in un paio di piani abbiamo fatto quasi 100.000 yen, 150.000 yen. Could it be? Ottimo. Ok. Dai, c'è ancora il doggo. Fallo fiutare a lui come l'altra volta. Abbiamo anche gli SP, quindi. A sto punto. Ecco, qui possiamo fare un bel boost alla squadra se va per bene. All right. That one's special. Take it down if you can. Allora. Ok, tu sei soltanto bella, grossa e resistente. A te ti devo solo fare quanto più male possibile, ok? Pensavo fosse come la precedente che dovevamo per forza attaccarla con gli attacchi sinergici. Invece per fortuna no. Però ha tantissima energia. E mena anche. No, aspetta allora. Aspetta. A sto punto tiriamo fuori lui. Dimmi che lo prendi. A te piace il danno. E allora sei capitato nel luogo giusto. Vai, Junpei. Cioè, il primo che mi viene in chat e mi viene a dire Junpei è una merda, lo banno, lo blocco. Tanto non mi ha dato la mano arcana, però va bene. Ok, così abbiamo preso pure tutti i tesori e via. Quindi hai 44 e aspetta. Un'altra caramellina te la devo dare a te. Top. Dopo attente valutazioni. Ma quei cerchi a terra con quel fascio di... No, sono solo cose così ornamentali. Ci ho provato anche a romperle per vedere se mi faceva qualcosa, ma no, sono oggetti di scena. Allora, andiamo prima di qua. Ok, comunque di livello siamo ancora alti perché loro continuano a scappare, va bene. Allora, un po' di vento. Eh,
po' di ghiaccio quello grosso? Mi piace? Allora, Junpei. Crittalo. E non l'abbiamo buttato giù. A sto punto. What's next? Ma non è che alle volte... Sai com'è? Mm. Nice reflexes, Yukari-chan. Nice Vedo, stai un po' rompendo i coglioni però, eh. Eh sì. Eh sì. Eh sì. Danni da oscurità. C'è un po' di HP, un po' di PE e un'abilità. Allora, oh, perfetto. Ti aspetto. Yo, there's a shadow. Ma devo fatemi cambiare zona che non ce la faccio più a vederlo a 2 FPS. Per piacere. You can hit a weakness with this. Allora. E non. Poi. I've already scanned this one. You might be able to hit a weakness if you should. Ok. Looks Vai like giù you un can po'. target a weakness. That's a knockdown from Junpei-kun. You can hit a weakness with this. Allora, non facciamo gli esagerati. Conteniamoci. Ecco qua, così. Umile ma onesto. Ok, fatto. Facciamo uno, facciamo due, facciamo tre. Ottimo. Signore della magia. Sì, 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 assolutamente. Top. You look Questo è really ottimo cool pure in da that trasferire agli altri. Allora, le spalle sono di qua. O devo tornare indietro? Pay attention next time. It doesn't look like you have the right skills. Looks like you can't hit any weaknesses. You have a skill that can hit a weakness. Come. Minchia. That's an enemy down. Alla salute. Looks like you can target a weakness. Never mind. I'm ready. Come on. I'll show him. Solamente il doggo non può più farlo. Aspetta, agiamo noi allora. The enemy. Soldi, abilità. E riflettiamo un attacco così. Allora, vediamo qui dentro cosa c'è. Il problema poi di sta zona è che se per caso viene quel grandissimo cornuto del mietitore, Gotta show the shadow abbiamo here. neanche modo di scapparcene per bene.
Ah, vabbè. Poi è giusto una formalità. Ok. Bella, facile, veloce e gratuita. Sì. Mi dispiace per il recupero tutti gli HP e gli SP, però... Ora prendiamo un botto di esperienza. Oddio. Per la zona in cui siamo, effettivamente sì. Ci metterei la firma per avere a ogni scontro 11.000. Allora, Haven't we seen that door before? qui c'è la porta. Allora, How are you? un bustino. E si va. Alright. Ok, vai, jump. Jump entra in azione. I've already scanned this one. Allora, tu sei quello che deve essere menato con le magie. Ok. Pull the trigger. It won't lose. Ok. I'll go with it. 83 è quello più alto. E con lui risparmio qualche SP. Mi conviene ghiacciarlo, se ci riesco. Bravo. What's the plan? This should be a good test of your Give strength. 'em hell. But don't get careless. Persona. Crittalo. Resiste. Doggo, al momento ti devi solo curare. Stanco già? Have to do this. Comunque non deve essere il massimo dell'allegria. Comunque sei in un albergo di solo di notte. Cioè, All right. ma c'è qualche problema col sonno? È un periodo particolare? Di base non riesci mai a dormire? What's next? Suck on that. Io continuo a provarci. Che sa che prima o poi non riesco. Vabbè. Nice reflexes, Yukari-chan. Pull the trigger. Almeno sfrutto lui per caricarmi un po' per quanto possibile le abilità. Loki. Allora, finalmente sono riuscito a congelarlo. Can't stop me now. Persona. L'unica cosa, il doggo è una garanzia sempre. Yukari-chan's down. He's in trouble. Diciamo che si è preso un pochino di confidenze in più del dovuto lui,
Forse non si è reso conto che lo sto sfruttando per caricarmi la barra teurgica così da poter fare le mosse dopo. Forse non l'ha ancora capito, secondo me. Allora, se te ci dai SP, almeno stavolta. Grazie Fuga che ci ascolti sempre nei momenti di necessità, eh. Molto gentile. I'm ready. What to do? Let's see. Dai che è quasi morto. Critta con 13. Un bel caffettino per tenerti sveglio, sì. Ci sta. Allora. Ma voi siete già bellissime così. Ma aspettate, mando subito una foto al dottor Mano Fantasma perché, cioè... Ma sono bellissime. Allora, ci prendiamo. Grazie Angelica. Punti esperienza. E soldi. Ok, stanno iniziando ad uscire le carte massime. Ottimo. Oh, hello. Allora, il premio ce lo siamo meritati. Tessuto Nil eccellente. Quindi ci sarà un'altra categoria d'armi o armature che possiamo fare? A noi di sicuro comunque tutto quello che ci darà il gioco, visto che dobbiamo andare ad affrontare una divinità, più armi mi dai, più sto un pochettino tranquillo, Quindi a questo punto qua c'è solo un forziere da questo lato e poi dobbiamo subito scappare. Anche se a breve, anche il mietitore, iniziamo un attimino a fargli due domande da vicino, I don't think you have any skills for this. You can use your weapon to stretch the enemy's weakness. You might be able to hit a weakness if you shift. You have a skill that can hit a weakness. That's an enemy down! On a roll! Get ready. Però mi hai fatto venire voglia pure a me di un caffè. Il problema è che domani mi devo svegliare alle 7 meno un quarto. Se adesso prendo un caffè per me è finita. Ok, HP e Mamudon, vabbè. Stiamo prendendo così tante carte abilità. You look really cool out there, Goro-chan. Ottimo, ottimo. Allora ce ne andiamo qui e ci facciamo anche questi altri due scontri. Almeno prendiamo qualche altra cosa. Mi scusi signor mietitore, avrebbe 5 minuti? Le devo chiedere giusto un attimo due cose. Così. Poi uno se lo mette sotto e lo riempie di mazzate fino a quando non posa quelle pistole e se ne torna con la coda tra le gambe. I don't think you have any. Però quel giorno sta per arrivare molto presto. You can hit a weakness with this. That's it. Enemy down. I'll leave it to you. Io vorrei vedere prima You have a skill that can a livello massimo quando ci arriviamo un attimino com'è la situazione. Che tutte le volte che ho giocato a Persona c'è sempre quel momento magico in cui io prendo tutti e li faccio salire a livello 99. Inizio a fare gli incroci, quelli belli tosti. Questo perché per quanto tu puoi andarci preparato anche a livello 99 o con persone molto forti,
è il boss finale del gioco, è proprio il boss finale. Cioè puoi andarci al meglio, ma lui il modo di romperti il popò lo trova. Looks like you can't hit Vedi, già la mancanza di SP già si fa sentire. Dai, Fuca. Io devo fare un risucchino, però. Siamo solo a 85. Sì, giusto 2 informazioni in croce. Ma così, faccio giusto qualche domanda. Tra il destro e un sinistro vediamo cosa mi risponde. one. Ok. You have a skill that can hit a weakness. Siamo uno. That's an enemy down. Not that. Non veniva più a attaccare l'altro. No, vabbè. Questo è un problema. Oh, that was close. Vaffanculo. Reflexes, Yukari-chan. Vabbè, sempre il boss finale. Se era No, sai cos'è la cosa? Soprattutto in molti giochi recenti. A volte arriva al boss finale. Sai che tu ti aspetti lo scontro epico, quello che fa male, proprio che tu ti devi applicare e devi soffrire. Senti, l'unico gioco che ancora mi riesce a dare questa impressione di boss finale è Persona. Poi due sono le cose. O io sono diventato bravo, quindi sono tutti facili, Locked and loaded. oppure i giochi sono diventati più semplici. Cioè, una delle due. That was close. Allora, tu adesso devi morire. For a counterattack. Cioè, non c'è una seconda scelta. Troppo è questa. That about does it. All right. No Ok, shadow. però almeno abbiamo tutte le barre sinergiche caricate. Se la signorina Fuca ci desse gli SP, io porterei ancora il doggo con me. Però visto che la signorina Fuca deve fare di testa sua, Koro-chan, are you doing okay? Your stamina's low. gioca i Souls. Giocati. Giocati. Got the advantage. Don't hold anything back. Dark Souls 1 finito. Dark Souls 2 finito. Però la scuola. Dark Souls 3 finito. Koro, knock one down. Sekiro finito. Demon Souls il remake finito. Elden Ring finito. Infatti tu. È uscito pure l'Ice of P, mi sono finito pure quello. Quello l'ho fatto poco prima di iniziare a fare le live. Ti dico solo che il mio cartone animato preferito nella vita è... Addirittura quando facemmo la recita a scuola che ero più piccolo feci proprio Pinocchio. Quindi tu immagina per me l'Ice of P quanto mi sono divertito. They won't know it hit them. Cioè io esultai il giorno che annunciarono il titolo con un teaser. Che io e mio fratello Your weapon attack should be effective. vedemmo il video e pensammo che era fake, non poteva esistere. L'Ice of P è stato bellissimo. That's a knockdown from Junpei-kun. Poi i Souls li ho fatti, sì, mi arrabbio, però poi piano piano, prova adesso, prova domani, Hit a weakness with this. ce la faccio. Quando sui boss finali di Persona, soprattutto. Ma tu se sbagli pure a respirare un attimino fuori tempo massimo, muori e non te ne rendi neanche conto. Cioè, entri in partita morto. Ma come? Ma non mi hai fatto fa manco un attacco, quindi... Nailed it.
Ok, sono meno un quarto. Vediamo se ci appare. Toh, sono arrivati i Power Ranger. Ecco. Quest'ultimo quarto d'ora facciamo questo. Allora. Noi ce ne scendiamo giù. Iniziamo a salvare. Che già così. Vabbè, metti dentro. E via. Facciamo. Olè. Festeggiamo, abbiamo fatto 100 ore di gioco. Sarebbero già 115, 120 per le volte che ho dovuto ripetere tutto quello che ho fatto. Però vabbè, non fa niente. Ho giocato a Dark Souls 1, ad un certo punto mi sono perso. Welcome to the Velvet Room. Io l'esperienza più bella è stata con Elden Ring, quando facendo una cosa poi ti ritrovi all'improvviso nelle miniere. Io ero bello, saldo, tranquillo, esploravo la zona, riuscivo a combattere. Tutto a posto. Tutto bene. Mi sono ritrovato in sta caverna con questi che mi shottavano ad ogni singolo colpo. Dopo 1000 pere ed anche pezzie, sono riuscito ad uscire dalla caverna Registering persona. e c'era il veleno. E c'erano quelli. Ti giri da un lato e ti partiva una boss fight. E ho detto, io dove cazzo sono andato a finire? Solo 100 riferito a cosa? Aspetta, mi sono perso un attimo un pezzo del messaggio. Is override Qua salviamo because tutto. I've completed registration. Questi sono Are in you più. Please choose Allora. the personas you would like. Che possiamo fare? Kind of persona do you desire? In realtà non possiamo fare un beneamato. Seeing Balzebullo. Power might be too much for you. Ma sei un cantante per caso? Al momento risultano solo 100. Perché ci sono stati un paio di momenti dove un'oretta, 3 orette, 4 orette. Non ti dimentica, al day one feci la 13 ore. Si corruppe il gioco perché avevo problemi al PC. Mi resi conto che, visto che mi stavo divertendo, non avevo salvato proprio. Mi crashò il salvataggio. Il gioco non fa autosave in determinati punti se esci dal gioco. No, se ti fai il salvataggio c'è. Quindi il gioco crashò e io avevo perso le ultime 7-8 ore. Puff, così. Ho rushato tutto come la merda, un pochino già stesso quella sera. Difatti la live doveva finire alle 11, andai a dormire all'1. E poi anche il giorno dopo, rushando tutti i dialoghi, 3-4 ore riuscire... No, io l'ho... Allora, la cosa comica e bella di questa situazione, Killa, è che c'è la prova di me che faccio le 13 ore. Io mi sono messo dalla mattina, ho avviato persona, abbiamo fatto i tutorial, abbiamo fatto tutto. Giochiamo tutta la giornata. Ho anche mangiato al PC, ho fatto 13 ore continue. Si fanno le 10. Io saluto, dico stacco, poi mi dicono no, vabbè, visto che ci stiamo divertendo, continuiamo un altro po'. Continuiamo un altro po'. Faccio 5 passi, crasha il gioco. Io convinto, ricarico, come a dire, vabbè, devo rifare l'ultima cosa. Io vado a caricare il salvataggio e si vede in live la mia faccia. Hai presente quella puntata dei Simpson dove Bart ferma il video a Lisa dove si spezza il cuore a Marvin? Ecco. Si può vedere il momento esatto in quella live in cui a me mi si spezza il cuore. Proprio. Stavo giocando che era tipo giugno. Vado a fare il salvataggio, era marzo. Ho detto, ma aspetta, ma io non mi trovo. Quando me ne sono reso conto, è stata brutta. È stata brutta, molto, molto, una storia molto triste. Molto. Ecco, resa ancora più triste dal fatto che non possiamo recuperarci gli SP, quindi. Allora. Doggo, io non ti vorrei levare, però.
miei pochi SP. Moglie mi sembra un buon partito, però un po' di SP li dobbiamo distribuire. Lo vedi, tranquillo, mi arrabbiai, dissi tante parolacce internamente, forse qualcuno anche... Vabbè, Sir, dagli il tempo di fare effetto almeno. Cioè, non è che hai comprato il cemento a presa rapida, 2 secondi e cioè, dagli il momento di mettersi nell'organismo, nel corpo, fai pompare il sangue. Cioè, aspetta un momento. Cioè, che poi hai bevuto un bicchierino di caffè, non è che ti sei bevuto una damigiana intera di caffè e tu dici, minchia, non ha funzionato. Momento, con calma. Con calma. Allora, aspetta, qui... Due. E già state tutti bene così. Allora. Qui ci sono i Power Ranger. Io ho scoperto sta cosa adesso. E quando trovo un teletrasporto posso selezionare in automatico così. Va bene. Ok. Prontiamo i Power Ranger. No, non c'è l'effetto istantaneo. Un paio di volte è capitato che quando esageravo col caffè, soprattutto dove lavoravo prima, c'era quello che prendevo e sapevo che era l'ultimo della giornata perché come lo bevevo, cazzotti nello stomaco. Primogenito letale, fratello mezzano di fuoco e fratello minore voltaico. Quindi se tu sei voltaico dovresti essere debole al vento. Io ti faccio l'abilità diversa. Dimmi pure che sei debole, ti faccio un bel regalo a Natale e anche al tuo matrimonio. Ok, al tuo matrimonio sarà ricompensa. Allora, se vogliamo seguire lo stesso ragionamento, diciamo che io do una botta grossa a tutti e via. Mi capitano volte che il tempo che finisco di ingerire quello là è un pochino... La vuol dire che forse ultimamente, fai conto, nelle ultime 24-48 ore forse ne hai presi un pochino troppi. Infatti il caffè ne bevevo molti di più, fortunatamente mi hanno fatto desistere che fa molto molto male. Molto molto male. Ragazzi, dovevate essere lo scontro finale della serata, allegro, divertente, pum pum pam pim pum pum. Cioè avete fatto la fine del caffè di Killa. Siete arrivati, vi siete messi pomposi e siete stati cagati così. Cioè, no, allora consiglio, cerca di scendere il numero. Fidati, all'inizio sarà dura, però poi la noterai subito la differenza. Questo è ghiaccio pesante a tutti i nemici. E ci sta. Polvere di diamante è quello singolo, però grave. Vedi ha chance di congelamento, ok. Ok, prendiamo i tesori, torniamo giù e salviamo e poi continuiamo domani. Comunque sono riuscito a fare 2 blocchettoni grossi, abbiamo fatto quasi 15 piani, non è male. Sei un grandissimo cornuto, sei... Allora, torniamo all'ingresso. Io prendevo 4 caffè a notte e bevevo pure 2 lattine di moste.
Minchia, ma tu costruivi i palazzi da solo con le mani. Madonna mia. 4 caffè più 2 monster. Cioè, da qua a diventare Speedy Gonzales, guarda che un attimo, secondo me schizzavi ovunque, che detta così potrebbe essere fraintesa, però no, non stiamo parlando di eiaculazione, ma stiamo parlando della tua velocità a correre. Specifichiamolo sempre. Diciamolo perché qua ti fanno le clip all'improvviso, gira il segnale nel web, quindi all'improvviso mo può uscire che io dico sta cosa, allora evitiamo, specifichiamo e vissero tutti felici e contenti. E ti veniva lo stesso. Allora sei un dormiglione di natura. Il caso è chiuso, Killa. Abbiamo risolto il caso. A posto. Allora, Killone è bello. Io stacco stasera così domani mi sveglio presto e vado a fare questo servizio. Quindi ti auguro la buonanotte. Noi ci vediamo domani, vediamo cosa fare a sentimento e passione come sempre. Tu cerca di non dormire. Io devo scoprire tu in quale albergo lavori. Se la vita vorrà che io capiterò da quelle parti, io devo venire a soggiornare nell'albergo dove sei tu e mi devi trovare davanti all'improvviso. E non è una minaccia, ricordiamolo. I panda sono miei lontani parenti. Sei di origini cinesi? Che se mi dici panda... No, che non puoi dormire. Stai lavorando, non puoi dormire. Allora, devo venire nell'albergo dove lavori. Mi devo mettere proprio di fronte a te senza che tu mi vedi con una cerbottana. Nel momento in cui ti vedo anche solo fare uno sbadiglio, ti aiuto a migliorare le tue performance sul lavoro. Ti aiuto. Ah, per il fatto che sei a dormire. No, si può dormire, però c'è un tempo e un luogo per dormire. E questo non è sempre possibile. Sto vedendo se c'era qualche notizia. PS5 Pro sarà un toccasana per il mercato videoludico. Va bene. Va bene. Diciamo che il toccasana si fa se si aggiusta un pochino di più la situazione. Ok, non ci sono notizie interessanti. Mi addormento però casco sullo spigolo di un... penso che ti fai un pochino male, fratello caro. Cioè, proprio devi cadere dal sonno. Cadi vicino a qualcosa di morbido. Proprio il pizzo di un mobiletto non mi sembra la scelta ottimale, ecco. Allora, chi non è bello, io stacco e ci vediamo domani se ci sei. Domani sera continuiamo un altro po' di persone, poi vediamo anche con Mano Fantasma cosa fare. Buonanotte anche alle altre persone che sono collegate. Grazie a Chillone che è rimasto finora. Grazie a Francesco che ha fatto proprio un'apparizione velocissima. Chillone è bello, buon lavoro e attento agli spaventapasseri. Così. Buonanotte.